Questo programma è offerto da... Buonasera Daniele Emanueli e ben ritrovati con Calcio di Rigore, quarta stagione con il calcio locale. Ripartiamo questa sera anche perché sono ripartiti i tornei di eccellenza e di promozione romagnola. Stiamo aspettando appunto l'inizio dei campionati anche di Serie D e poi soprattutto di Serie C che riguarderà da vicino quest'anno finalmente, lo diciamo, il Rimini Calcio. Partiamo con questa prima puntata, sono doverosi i saluti per i tanti collaboratori in questa annata. Iniziamo col salutare il nostro regista che ritorna proprio questa sera dopo un intervento delicato, il nostro Renzo Sartini. Salutiamo anche il nostro regista storico che ha partecipato per tante stagioni a In Zir per la Romagna, un po' l'ideatore che ha avuto un importante riconoscimento la scorsa estate, Mario Lugli, e ritroviamo con piacere anche Stefano Papini che ringraziamo sempre per la pazienza. Ovviamente salutiamo tutti i nostri collaboratori che ritroveremo nel corso di questa stagione tra Calcio di Rigore e Sport Up, in primis Valentina Violini che sta finendo la stagione, la ritroveremo tra qualche settimana qui in studio con me a condurre sia Calcio di Rigore che Sport Up. Io direi di partire subito con la presentazione dei nostri ospiti, stiamo aspettando appunto il capitano del Giovane Cattolica Michele Mercuri che è arrivato in questo momento, ma partirei dalla mia sinistra dove ritroviamo con piacere Massimo Zanini. Buonasera a tutti. Invece lui è il primo ospite ufficiale di questa stagione, ringraziamo un ritorno per lui Aurelio Tosi di SIG Marina. Buonasera a tutti. Michele Tenti, difensore del Morciano. Ciao Michele. Ciao, buonasera a tutti. Per te è l'esordio qui a Calcio di Rigore. Sì, questa trasmissione è la prima volta che vengo, quindi speriamo che sia di buon auspicio per la stagione. Va bene, mentre appunto facciamo accomodare Michele Mercuri, io direi di partire con la regia nel commentare con il nostro Massimo Zanini il servizio inerente appunto ai calendari per quanto riguarda la Serie D, quindi è una copertura, caro Stefano, se ce la puoi mandare in onda, così commentiamo i due gironi per quanto riguarda l'Emiliano e il Romagnole con il nostro Massimo Zanini. Questo è il girone D, caro Massimo, che prevede l'ingresso di Modena e Reggiana che ha cambiato anche nome, come sapete un po' un calvario estivo a livello societario, risolto con l'intromissione anche della vicina San Marino. Beh, questo è un campionato importante perché oltre a queste due società, come vedete bene, ci sono Pavia, Crema, lo stesso Reggiana che il nostro Mauro Antonioli ha approdato dal Ravenna, quindi ha già un'esperienza tale da poter far molto bene in quella piazza. La Pergolettese che è un'ex squadra di Serie C, chiaramente è un serbatoio anche della Cremonese, per cui è un campionato, il Fanfulla stesso che rappresenta l'Odigiano, è un campionato abbastanza importante, insomma, difficile sicuramente per questo San Marino che tra l'altro non è da poco che ha cambiato anche l'allenatore, quindi... Esatto, sappiamo che c'è stato l'avvento di Simone Muccioli, ex tecnico del Rimini, quindi facciamo in bocca al lupo anche a Simone che abbiamo avuto modo di conoscere nella precedente stagione in quel di Rimini. Sempre, anzi, hai fatto bene Stefano a rientrare in studio perché andiamo a salutare l'ospite che ci è raggiunto, ringraziamo Michele Mercuri, centrocampista e capitano del Giovane Cattolica. Ciao a tutti, scusate il ritardo. Sei perdonato, tra poco arriviamo anche da te, ti facciamo un attimo rilassare perché sempre con Massimo andiamo a commentare l'altro girone che riguarda da vicino le squadre romagnole coinvolte appunto nel campionato di Serie D. Eccolo qui, grazie Stefano, è il girone F, caro Massimo, e qui inizia a essere un girone piuttosto perché vediamo i derby intanto del vicinato tra San Maurizio e Sant'Arcangelo, la Savignanese che è la prima volta storicamente che approda in Serie D. Poi ci sono le Molisane, l'Agnonese, l'Isernia, il Campobasso, ci dico il Campobasso che ha fatto fatica a iscriversi, quindi nonostante uno stadio di 30.000 persone farà fatica a fare un campionato di vertice. Qui vediamo il Matelica che invece da diverse stagioni ci prova, l'anno scorso sfumata la promozione davvero all'ultima giornata beffata dalla Bis Pesaro, e poi soprattutto la vedete lì il Cesena che è ripartita con la gestione Angelini Pelliccioni.
E qui chiaramente è un campionato altrettanto importante e soprattutto importante per questo Cesena che dovrebbe sulle carte vincere il campionato, però credo che sia difficile visto anche gli ultimi risultati ottenuti, specie in quella di ieri con la Savignanese, dove la Savignanese si è imposta bene e pesantemente, poteva essere forse anche un attimino più rotondo il risultato. Infatti mi dicevi che in base anche alle due partite che hai visto del Cesena ti sei ritrovato a vedere a Sant'Arcangelo contro il Mantova una squadra che ti era piaciuta, ieri una prestazione a Cesenatico poco convincente, una squadra dal doppio volto, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Potrebbe Sì, è definire. difficile da decifrare due atteggiamenti completamente diversi, forse un attimino questa partita li ha portati un attimino sulla terra, erano forse un attimino alti con le idee, ma questa Savignanese effettivamente ha fatto molto bene, tra l'altro con due ragazzi importanti come i due Manuzzi che vengono dal settore giovanile del Cesena e quindi ritrovarseli dalla parte opposta hanno fatto veramente una grandissima gara, mentre invece contro il Mantova avevo visto un Cesena molto arrembante, ma veramente sono due Cesena completamente diversi. Tanti derby del vicinato, abbiamo detto per l'appunto Sant'Arcangelo che attenzione ancora deve aspettare il verdetto del TAR che ci sarà tra il 7 e il 13 settembre, il verdetto definitivo, quindi potrebbe anche essere riammesso in Serie C, ma nel frattempo sono usciti appunto i gironi che avete visto in sovraimpressione, dicevo Sant'Arcangelo, San Mauricio e Savignanese sono tutte lì nell'arco di 8 km, davvero un girone molto tosto con le formazioni anche abruzzesi, la Vastese tra l'altro nelle ultime stagioni si è messa ben in luce proprio nel girone F. Arrivano anche delle voci dove ci dicono che la squadra tra le più attrezzate potrebbe essere di Francavilla in provincia di Chieti, però vedremo appunto se sarà così o meno. Allora io direi di iniziare a sentire i nostri ospiti per quanto riguarda il calcio nostrano. Iniziamo appunto dal campionato che riguarda da vicino Michele Mercuri, sono due Michele presenti questa sera in studio, Michele Mercuri e Michele Tenti. Andiamo a vedere con il nostro Stefano Papini risultati e classifica del campionato di eccellenza Girone B. Alfonsine Progresso 1-0, Castrocaro Medicina 0-0, Calcio Cotignola Marignanese 1-2, complimenti al Marignanese, colpo in esterno, Coppianese Sant'Agostino 0-0, Corticella Faenza 0-0, Diegaro Massa Lombarda 0-2, Giovane Cattolica Sampa Imola 0-1, Granamica Argentana 2-2, Castelfranco Fiariccione 3-0, un tonfo per quanto riguarda la formazione riccionese. Andiamo a vedere la classifica, dopo la prima giornata non potrebbe essere altrimenti, le squadre ovviamente che hanno vinto 3 punti, quelle che hanno pareggiato a 1 e quelle che ovviamente hanno perso a 0 punti, però ve la leggiamo: Castelfranco, Massa Lombarda, Alfonsine, Marignanese, Sampa Imola 3 punti, Argentana, Castrocaro, Copparese, Corticella, Faenza, Granamica, Medicina, Sant'Agostino 1 punto, Calcio Cotignola, Giovane Cattolica, Progresso, Diegaro, Fioriccione 0 punti. Entriamo in studio, andiamo a sentire proprio il nostro Michele Mercuri. Michele, allora tralasciamo, ti voglio tenere fuori assolutissimamente dalle vicissitudini societarie di un'estate veramente travagliata, finalmente si è tornato a giocare a calcio a Cattolica, Sì, diciamo che l'estate è stata un po' tribolata e fortunatamente ieri è iniziata questa stagione tra qualche problema, qualche ritardo, però era quello che si sperava. Si sperava però di partire magari in maniera diversa. È stata una partita equilibrata, diciamo, magari sono partiti meglio loro, poi c'è stata una seconda parte, la seconda parte del primo tempo dove magari si è venuti fuori noi, abbiamo avuto un'occasione, un palo, però era una partita molto equilibrata che poteva essere decisa da un episodio, loro hanno anche sbagliato un rigore. Sì, molto bravo Andreani tra l'altro. Sì, ha fatto una bellissima parata. Dopo il rigore abbiamo avuto 10 minuti di un po' di difficoltà, in quei 10 minuti siamo andati sotto e dopo non è stato facile, ci abbiamo provato, però loro sono stati bravi a difendersi, magari è venuta meno qualche energia nel finale. Purtroppo l'esordio è andato male, però dai, c'è tutto il tempo per rifarsi. Ci mancherebbe altro. Allora Michele, andiamo a vedere con te proprio la vostra gara da vicino, quello che è successo ieri allo Stadio Calvi di Cattolica, proprio tra Cattolica e Sampa Imola. Il servizio. Sei
una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start Green ti aiuta. Start Green propone i suoi campi sportivi per la rigenerazione il seme Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start Green. Infine disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Punizione severa per il Cattolica che appunto avrebbe meritato qualcosa in più rispetto allo 0 raccolto. La prima giornata giocata a domicilio non è stata favorevole ai giallorossi che si sono visti concedere un rigore a sfavore molto discutibile, neutralizzato dal bravo Andreani, e bucare la rete da una zampata vincente di Ragazzini. Proprio uno scherzo di Ragazzini, quello del Sampa Imola, che lo scorso anno ottenne una salvezza con molta fatica, ma l'esperienza si sa, insegna. Non a caso l'atteggiamento è quello di giocarsi il match insegnando subito la porta di Andreani con questa punizione di Errani terminata alta. Il Sampimola si rende ancora pericoloso, Carboni appoggia per Borini, traversone al centro, Andreani smanaccia sui piedi di Colini che a botta sicura trova l'incredibile salvataggio di Parma a negargli la gioia del gol. Il pallone giunge successivamente poi sui piedi Ragazzini, ma Andreani recupera la propria posizione trattenendo la sfera. Buona prova di Parma tra i migliori dei suoi che spinge sulla fascia affidando il pallone tra i piedi di Sartori che calcia lontano dalla porta di Baldani. In Sampa Imola gioca a testa alta, Borini appoggia per Carboni, conclusioni che Andreani trattiene distendendosi in tuffo. Sembra essere una giornata storta per il Cattolica quando Daddari in qualche modo diviene proprietario del pallone, ma la sua conclusione precisa e potente centra il palo alla sinistra di Baldani. Nella ripresa ti aspetta un Cattolica più deciso, invece il Sampa Imola a rendersi pericoloso, Carboni si vuole in area di rigore, Liera sbatte contro di lui, ma il direttore di gara concede un penalty molto discutibile. L'impressione è che Carboni dal replay inciampi nella gamba di Liera. Dal dischetto Colini esalta Andreani che già dai tempi della Juniores del Sant'Arcangelo qualche rigore si ricorda di averlo parato, monumentale, ma la gioia del rigore parato dura pochissimo. Il Sampa Imola colpisce con una traiettoria velenosa messa al centro dell'area di rigore, sporcata e spaccata da Ragazzini. Il Cattolica capisce che è una giornata no quando da questo cross di Palazzi Bacchielli mette al lato da posizione favorevole, ma come se non bastasse la domenica si dimostra maledetta quando da una discesa di Parma nasce un traversone dove sotto misura arriva la deviazione di Daddario che fa urlare a gol il pubblico di casa, ma la palla finisse incredibilmente al lato, permettendo così a Sampa Imola di festeggiare un successo forse insperato alla vigilia di questo match, ma sicuramente voluto fortemente. È stata una giornata maledetta. Tra parentesi, Andreani ci aveva messo una pezza respingendo quel calcio di rigore, tra l'altro una bellissima parata. Dalle immagini di rigore hai avuto la mia stessa impressione, come l'ha commentato anche il tuo compagno di squadra? Ma vedendo le immagini è più o meno la stessa sensazione che avevo avuto dal campo, nel senso il contatto c'è, si scontrano, ma non è che può sparire il difensore, però la palla sembra che la porti via il difensore, esatto. Poi comunque lo scontro c'è, ma è più lui che continuando la corsa va sul compagno nostro, diciamo, un po' generoso forse. Fortunatamente poi Andreani aveva fatto la parata, peccato che poi non siamo stati bravi a dare peso, diciamo, al suo intervento e purtroppo siamo andati sotto poco dopo. Anche il gol è stata una carambola sfortunata per come è avvenuto, visto proprio questo traversone gettato in mezzo al centro dell'area di rigore, forse Andreani disturbato dallo stesso compagno su quella traiettoria. Sì, era una palla forse anche un po' lenta, non velocissima, poi ci sono stati forse un paio di lisci e quindi magari ha visto la palla all'ultimo, dalle immagini sembra quasi che non gli faccia il rimbalzo, scivoli via e magari l'ha un po' beffato in quello. Infatti arrivano, guarda, anche reazioni proprio da Cattolica, da alcuni tifosi che mi scrivono: spero che l'arbitro si riveda in TV perché il rigore secondo noi non c'era proprio. Mercurio accetterebbe la panchina per fare più spazio a Cruz e Palazzi? Ti vogliono bene. La panchina non fa mai piacere, però so che ci sono altri compagni comunque in quella zona di campo molto bravi, due sono sicuramente Palazzi e Cruz che meriterebbero comunque di giocare. Se fosse comunque, dovesse capitare, si prende nelle dovute maniere, quindi sarei contento per i ragazzi. Sentiamo da un difensore invece, il contatto secondo te c'era o non c'era lì? Io da difensore un po' mi arrabbierei se mi fischiano un rigore del genere. Oh, quindi l'hai visto come me nel commento, sì, ok. Sì. Però non nego che nell'inerzia della partita l'arbitro magari forse poteva essere aiutato anche dalle guardaline. Dipende, ci può stare come no, però io da difensore chiaramente non lo fischierei mai, insomma. Sentiamo il direttore sportivo.
No, secondo me io non l'avrei mai dato. Se l'avessero fischiato a me mi sarei arrabbiato parecchio. È meglio che non ti leggo quello che mi scrivono qui da casa, i tifosi del Cattolica, che saluto ovviamente. Cattolica, altra piazza che seguiremo in questa stagione anche con le nostre telecamere. Massimo, da allenatore, il contatto come l'hai visto? Ma è facile pensare e vedere, cioè lì si vede che per me non è mai rigore, quello lì non è mai rigore. Ti saresti arrabbiato anche tu dalla panchina? Ma come fai a arrabbiarti? Poi ti cacciano fuori. Sta rabbia è peggio. Va bene, allora ritorniamo proprio su di te Michele, ma prima Michele Mercuri, ovviamente devo fare distinzione stasera che siete due in studio che vi chiamate Michele, perché andiamo a vedere le interviste raccolte, pensate un po' dal nostro Renzo Baldisserri, le interviste. Siamo in compagnia con il mister del Samp Imola, Tinti Marco. Mister, una vittoria importante come prima giornata. Diciamo che per noi è stata una partenza veramente positiva su un campo che penso difficile e dove poche squadre secondo me riusciranno a fare punti. Insomma, meglio di così noi non potevamo partire, siamo molto contenti. Siamo una squadra giovane e abbiamo bisogno di un po' di tempo forse per consolidare un po' il lavoro che è nuovo rispetto all'anno passato che stiamo facendo. Questa è una squadra che l'anno scorso sì, è vero che ha faticato un pochettino, ma da neopromossa penso che abbia fatto un grandissimo risultato l'anno scorso e quest'anno vogliamo consolidare la categoria. Sono in compagnia con Bobo Angelini, tecnico del Cattolica. Mister, diciamolo pure, una sconfitta un po' amara. Sì, sconfitta amara, sconfitta che ci peserà perché comunque si era creato un buon entusiasmo, si era creato diciamo un nuovo ambiente, però ripeto, noi siamo ancora un pochino indietro rispetto alle altre squadre, noi abbiamo cambiato tanto, abbiamo molti giocatori nuovi, un allenatore nuovo che ha idee e principi di gioco diversi e quindi tutto questo richiede tempo, noi di tempo per ora ne abbiamo avuto poco, anche a fronte di quelle vicissitudini che sono successe, speriamo di rimetterci in carreggiata nel minor tempo possibile. Nel secondo tempo diciamo alla fine un calo fisico? Un calo fisico, un calo tecnico, perché poi quando tu non hai la lucidità mentale e la freschezza atletica anche le scelte, le giocate diventano complicate. Abbiamo attraversato un periodo di difficoltà, questo chiaramente non deve essere un alibi, ma deve essere un motivo per lavorare, per continuare a lavorare, perché comunque credo che l'organico sia un ottimo organico per il campionato che dobbiamo fare, quindi io sono molto fiducioso e sono convinto che quando saremo competitivi anche da un punto di vista atletico, ma non perché ci stiamo allenando male, ma perché è poco il tempo con cui stiamo insieme, potremo toglierci qualche soddisfazione. Quindi avete fatto una squadra che ha delle ambizioni, ma il presidente Vicino si era lasciato andare qualche tempo fa parlando addirittura di Serie D, però miracoli esistono nel calcio, non si sa mai. Il calcio è così, non si sa mai dire mai, però il presidente Vicino, lo sappiamo, quando fa le dichiarazioni magari si mette un pochino sempre del suo. Gonfia un po' il petto, diciamo sì. così. Io credo che ti ammazza. In definitiva l'obiettivo del Cattolica sia ottenere la salvezza, poi ottenerla magari il prima possibile, fare i punti utili per poi eventualmente provare qualcosa di diverso, togliersi delle soddisfazioni come ha detto il mister, però visto anche le problematiche che abbiamo avuto, essere un pochino in ritardo e tutto il resto, penso che la salvezza sia l'obiettivo principale. È logico la sconfitta di ieri perché comunque avete avuto delle vicissitudini incredibili, vi siete allenati anche in stadi amici nelle vicinanze, quindi questo bisogna dirlo, anzi bisogna ringraziare anche le società limitrofe, ci può stare. Io vedo anche dall'accoglienza e dai messaggi calorosi che stanno arrivando questa sera che il pubblico di Cattolica vi è stato sempre vicino anche in un momento in cui non si sapeva se il calcio sarebbe continuato a Cattolica, anche se la società comunque ha sempre creduto nel proprio credo. Sì, penso che i tifosi abbiano avuto un ruolo fondamentale in questa vicenda estiva, perché anche il presidente, quando è venuto fuori il bulirone iniziale, si era fatto forse un po' prendere dallo sconforto, giustamente. Forse la reazione dei tifosi, ultras e comunque appassionati che seguono da sempre, gli ha dato entusiasmo, energie per provare a riprendere la situazione.
I problemi ci sono ancora, qualche problemino, e penso che la società poi purtroppo ne abbia altri, perché deve gestire tante cose, molte anche non dipendenti da loro. Ringraziamo le società che ci hanno ospitato, Misano, Torconca, Marignano. Ieri era la prima volta praticamente, a parte mezz'ora il giorno prima, che eravamo andati nello stadio, non siamo mai andati nel nostro spogliatoio. Tutte queste cose qua, però non è forse un alibi per magari la partita di ieri, però mettendo insieme un po' di cose, un pochino indietro effettivamente lo siamo. E mi trovo d'accordo infatti anche con l'analisi del mister a fine partita, appunto rilasciata al nostro Renzo Baldisserri. Va bene, Michele, ti faccio, anzi prima di farti rifiatare, volevo vedere con la regia il prossimo turno, così vediamo anche la prossima sfida in programma domenica 9 settembre, grazie Stefano. Argentana Corticella, Faenza Giovane Cattolica, Fiariccione Calcio Cotignola, Marignanese Castrocaro, Massa Lombarda Copparese, Medicina Alfonsine Progresso, Granamica Sant'Agostino Castelfranco, Sampa Imola Diegaro. Non è facile andare sul campo del Faenza, altro bello stadio importante che ha fatto anche la Serie C. Sì, Faenza è un campo difficile, perché comunque è una squadra che è consolidata in categoria e fa sempre dei buonissimi campionati, e giocare in casa loro non è facile, però dovremo fare risultato. Magari poteva essere più alla portata la partita di ieri e non abbiamo ottenuto punti, e quindi dovremo cercare di andarle a fare a Faenza, anche perché essendo una squadra giovane, molto rinnovata, abbiamo bisogno anche di mettere subito punti e fino in cascina, come si dice, per lavorare con un pochino più di tranquillità. No, sono sicuro che uscirete subito fuori e prenderete subito le vostre soddisfazioni. Vi vedo molto uniti, soprattutto dopo aver superato un momento del genere, il gruppo si vede proprio in questi casi. Va bene, allora Michele ti faccio rifiatare un po', adesso parliamo con l'altro Michele, con il direttore sportivo, e con te Massimo, perché andiamo a vedere il campionato di promozione di cui abbiamo questa sera 3 partite, però direi, caro Stefano Papini alias Papen, di andare a vedere con le schermate i risultati della prima giornata di ieri, interessante sotto molti punti di vista, addirittura una partita si è giocato credo a tennis, del Duca Ribelle Reno 3-0, Cervia Ronco Edelweiss 1-3, Civitella Bis Misano 0-2, Fratta Terme Tropical Coriano 3-6, era questa la partita che intendevo, Football Cava San Pierana 1-0, Gambettola San Pietro i Vincoli 1-1, Igia Marina Torconca 1-0, Morciano Calcio Russi 1-2, Stella Pietracuta 1-0. Andiamo a vedere la classifica dopo il primo turno, anche qui del Duca Ribelle, Tropical Coriano, Ronco Edelweiss, Vis Misano, Football Cava, Igia Marina, Russi, Stella 3 punti, squadre che tutte quante hanno vinto, Gambettola San Pietro in Vincoli 1 punto, Morciano, Pietracuta, San Pierana, Torconca, Cervia, Civitella, Fratta Terme e Reno 0 punti. Allora, inizierei dal nostro direttore sportivo Aurelio. Che campionato è quello di quest'anno? Un campionato direi molto competitivo. Io credo che ci siano 2 o 3 compagini così leggermente sopra le altre. Mi riferisco al Ronco, che ha fatto una campagna acquisti importantissima, al Ribelle, ci metterei dentro anche il Coriano, che secondo me è un'ottima compagine, e secondo la mia visione dei fatti anche il Misano, secondo me. Il Misano che si è rinforzato, che ha un impianto giustissimo, si sono rinforzati dietro Politi, Lepri, davanti, insomma, secondo me. Le altre credo che rispetto allo scorso anno abbiano fatto tutti un saltino di qualità. Vedo il girone di quest'anno più difficile di quello dello scorso anno. Sì, mi trovi d'accordo. Le ambizioni dell'Igea, Aurelio, quali sono? Le ambizioni dell'Igea sono quelle di una onesta salvezza. È chiaro che noi abbiamo cercato di fare il meglio che potevamo con le risorse che abbiamo. Abbiamo avuto alcune partenze di alcuni personaggi storici importantissimi che hanno lasciato il cuore. Mi riferisco a Carestia, al capitano Lucio Della Motta, esatto. Jacopo Rossi, e tra l'altro tutti quanti i ragazzi che quando possono vengono ancora a vederci, insomma, che hanno lasciato una traccia importante ad Igea. Abbiamo cercato di sostituirli al meglio, abbiamo ringiovanito parecchio,
la filosofia della nostra società è quella di, come dire, cercare di inserire tutti gli anni qualche ragazzo del nostro settore giovanile, anche quest'anno abbiamo fatto così. Oltre a quelli abbiamo così cercato di colmare alcune lacune prendendo ragazzi fuori, abbiamo preso davanti me, ma alcuni ragazzini da Rimini, mi riferisco a Della Rosa e Pandolfi, 2001, abbiamo preso Marchini, un ragazzino, una punta del Sant'Arcangelo, un 2000, abbiamo preso un 97 Ricci, un ragazzino molto bravo del San Mauro Mare, lo scorso anno per motivi di studio era a San Mauro Mare appunto, e poi abbiamo fatto alcuni inserimenti di qualche nostro ragazzino, tutti i progetti del nostro studio, abbiamo cercato di fare, insomma, davanti centrale abbiamo preso un Mema. Sì, un bel giocatore tra l'altro, che ieri è andato in gol. Un bel giocatore, adesso dobbiamo dosarlo un attimino, nel senso che lui viene da un anno e passa di inattività, quindi come dire, però essendo un 97 insomma ritengo che possa colmare. E in questo contesto abbiamo, come dire, riconfermato il nucleo storico di tutta una serie di ragazzi che sono, come dire, oltre che ad avere la maglia dell'Isea appiccicata alla pelle, sono certi, sono gente. La cosa che mi fa più piacere è che tutti i nuovi si sono inseriti immediatamente, perché noi abbiamo l'ambizione di avere un gruppo, come dire, un gruppo solidissimo e composto da tutti bravi ragazzi. E questo ci fa ben sperare anche per, come dire, per il proseguo. Esatto, nel senso che io sono di quelli che sostiene, sono vecchio stampo, sostengo che quando c'è uno spogliatoio come dire, così giusto è tutto molto più facile. Insomma, se sei bello, compatto, riesci a dare la domenica non il 100%, ma magari a tirare fuori quel 110-120% che fa sì che si strappino dei risultati sostanzialmente. Perfetto, allora Michele, sei pronto per l'interrogatorio? Adesso andiamo a vedere la partita di ieri che facevate nuovamente l'esordio nel campionato di promozione, esatto. Purtroppo non è andata bene. Andiamo a vederci proprio il match tra Morzano e Russi. Romagna Sport primo dal 2001, la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online. Il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici. I primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti. I primi a pubblicare la carriera degli atleti. I primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo. I primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. A Morzano si affrontano due squadre con stati d'umore opposti. Morzano arriva dalla vittoria del campionato di prima categoria, ritornando in promozione a distanza di anni. Il Russi invece vi scende dopo una sola stagione nel torneo d'eccellenza. Squadre che vedono la conferma di Amadori sulla panchina locale, la New Indri Candelori in quella dei Ravennati. Da un'iniziativa sulla fascia di Magari nasce la prima azione del match, dove arriva questo traversone raccolto dalla sponda di Placci per il tiro finale di Trovato, con Marconi chiamato al primo intervento del match. A primo per affondo però il Morzano passa, Angelelli viene attirato dentro l'area di rigore, mentre dal dischetto il compagno Rotondi sigla il gol del momentaneo 1-0 e del ritorno in promozione. Primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa Rotondi scalda da subito i guantoni a Lolli, ma il Russi in una giornata di grazia Marconi deve superarsi su questo stacco di testa proveniente da calcio piazzato, ma il gol è pari e nell'area per i Facchetti che lo ottengono dopo un'azione corale concretizzata da Placci, tiro sotto la traversa per il momentaneo 1-1. Momentaneo è proprio il caso di dirlo, perché la squadra di casa si complica la vita da sola con un disimpegno che avrebbe fatto felice la Jalapas Band. Il numero 10 Trovato ringrazia e con un pallonetto delizioso scavalca Marconi. Il 2-1 fa esplodere i numerosi supporters ospiti, mentre il Morzano cerca la carta della disperazione affidandosi nuovamente a Rotondi, ma la sua conclusione è facile presa per Lolli. Il Russi ottiene così i primi suoi 3 punti in questo torneo. Il Morzano paga il fattore continuità in una partita che si era messa sul binario giusto. Amadori dovrà lavorare sul calo di concentrazione dei suoi davvero preoccupante. Esame dunque rimandato.
Siete stati in partita per tanto tempo, sembrava che le potevate archiviare con la vostra vittoria, sarebbe stata una grande festa, una doppia festa, visto i ritorni in promozione, poi bagnato con la vittoria. Poi cosa è successo? Esatto. Probabilmente un calo di concentrazione nell'ultima parte della gara, l'ultimo quarto d'ora è stato fatale per noi, perché abbiamo concesso, diciamo, le uniche 2 sbavature difensive, le abbiamo pagate a caro prezzo, 2 disattenzioni che purtroppo ci stanno, paghiamo anche un attimino l'inesperienza nella categoria, molti ragazzi è la prima volta che l'affrontano, è chiaro che quando trovi squadre attrezzate come Rucci, con giocatori esperti, il primo errore ci hanno punito subito. Purtroppo il risultato è molto severo per noi, probabilmente il pareggio poteva essere il risultato migliore, anche per quello che si è visto in campo, perché sostanzialmente nel primo tempo anche abbiamo disputato una buona gara, nel secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo, siamo anche magari calati un po' a livello fisico, la loro supremazia da un punto di vista territoriale, di sviluppo del gioco ci ha un po' messo sotto, queste 2 disattenzioni sono state fatali per noi. E purtroppo sì. Allora Michele, tra poco ritorneremo proprio su di te, io direi di fermarci un attimo per 2 minuti esatti dando la linea alla pubblicità. Arriva, A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Romagna Sport primo dal 2001. La prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online. Il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici. I primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti. I primi a pubblicare la carriera degli atleti. I primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo. I primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF e Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso, griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start Green ti aiuta. Start Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il SEM Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semiprattofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start Green. Infine disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Massimo, veniamo su di te, abbiamo sentito appunto prima l'esperienza di Michele Mercuri, abbiamo sentito appunto il debutto, il ritorno in promozione del Morciano ad opera anche di Michele Tenti, che ieri tra l'altro non ha giocato, correggimi Michele, esatto, Serro, sì. E poi abbiamo sentito il parere per quanto riguarda il campionato di promozione da parte di DS di Giamarina Aurelio, e tu vuoi aggiungere qualcosa, so?
Credo che sia fatica ripetere un campionato come quello di l'anno scorso, dove c'erano 3 squadre materasso. Ricordiamo che il Bellaria si è liquidato da questa categoria con 100 passagol, quindi non credo che quest'anno ci siano delle realtà che possono ripetere una situazione di questo genere. Poi ci sono altre situazioni, per esempio il gol del Russi, mi sarei arrabbiato anche lì se fosse stato da quel lato, insomma. Poi delle situazioni ingenue che viene da un reparto dove magari è stato costruito da poco, e il tempo è quello che diceva prima il direttore, è quello che fa la differenza, cioè l'Igea ha avuto modo di avere una squadra da più tempo, con un nucleo forte da più tempo, e le altre 2 situazioni sono quelle appena nate, con le varie vicissitudini che si sono create sia durante l'estate, da non sottovalutare comunque anche i campi d'allenamento, dove il Cattolica si è allenato in altre superfici e poi si è ritrovato in un campo abbastanza pesante, molto pesante, in quella sì. situazione, e le altre ancora che magari si allenano su un sintetico, quasi sintetico, e poi vanno a giocare su un campo altrettanto brutto, allentato. Quindi è il tempo che probabilmente metterà a posto queste situazioni. Ecco. Mi trovi d'accordo. Adesso andiamo a vedere, caro Massimo, 2 belle realtà della scorsa stagione. Ieri c'era già un big match, se così vogliamo definirlo, tra Stella e Pietracuta. Il servizio. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Allo Stella Stadium va in scena il match tra Stella e Pietracuta. Sulla panchina ospite Fregnani, rimasti in sella, gode della massima fiducia della società. Stessa cosa di Cassi di Boldini per la Stella, un'icona di questo club. Fratti da una parte e Greco dall'altra sono i 2 uomini principi delle relative formazioni. Importa l'esperienza, la fa da padrona tra Temeroli e Lasagni. Obiettivi per entrambe le compagini: una tranquilla salvezza che la Stella vuole costruire soprattutto tra le mura amiche. Non a caso la punizione di Greco nelle prime battute del match è lì a testimoniarlo, con la sfera che sfila al lato. La Stella prosegue il proprio trend offensivo, assist a cercare Angelini che si incuna in area di rigore, ma Lasagni legge perfettamente tempo ed uscita, ma al terzo tentativo i padroni di casa passano. Pascoli buca la retroguardia ospite, non lasciando scampo all'incolpevole Lasagni. 1-0 e palla al centro. Dall'altra parte si vede Bomber Fratti direttamente a calcio piazzato, battezza sì l'angolino, ma l'ex Rimini Temeroli blocca la sfera. Tani vorrebbe tentare l'Eurogol, ma la concussione è di facile presa per Lasagni. Invece Tomassini apre per Davide Fabri, ma il suo tiro viene smorzato dall'attenta retroguardia di casa. Dal corner il Pietracuta manda in cielo Pavani, ottimo lo stacco del centrale difensivo, ma il suo colpo di testa non reca grattacapi al portiere Temeroli. Il difensore, sfruttando un alto calcio piazzato e un'uscita non troppo perfetta dello stesso Temeroli, sfiora la marcatura, centrando questa volta all'esterno della rete. Il maltempo condiziona anche la ripresa. La prima azione nasce dal piede di Tomassini che imbecca Fratti, ma il numero 9 rossoblu di testa manda al lato. Primo piano meritato per l'attaccante del Pietracuta. La porta di Lasagni corre 2 rischi nel breve. Il primo arriva con una conclusione di Greco che risulta centrale, la seconda invece da Salvemini che non inquadra il bersaglio da dentro l'area di rigore, depositando il pallone sul fondo. Alto calcio da fermo per il Pietracuta, Temeroli respinge di pugno e Fabri quasi quasi fa lo scherzetto. In girata il centrocampista non riesce ad avere fortuna. Fregnani tenta tutto per tutto, ma il Pietracuta non riesce a pervenire al pareggio. La Stella invece ottiene i primi 3 punti di stagione, continuando a stupire in questa categoria che sente sempre più sua. Ma Morciano, guardando anche il campo che ha la Stella, un po' di invidia c'è. Sinceramente sì, abituati ai nostri standard, poi adesso comunque a Morciano è già stato passato il progetto, già provato che rifaranno il sintetico, non si sanno ancora i tempi tecnici della realizzazione, però diciamo, il comune ha approvato, è stato pubblicato di recente il bando, quindi speriamo che insomma in questo impianto nuovo, anche perché una realtà come Morciano un campo dignitoso lo deve avere, insomma quello che abbiamo non è all'altezza
soprattutto quest'anno, di un campionato di promozione, ecco. Senti, però siete campiato in un bel girone, un girone tosto, diceva prima anche Aurelio. Molto, purtroppo negli ultimi 2 o 3 anni forse questo è l'anno più difficile. Noi come matricola dovremmo sudare le proverbiali 7 camicie per riuscire a salvarci, speriamo, senza play-out. Però è bello che giocate anche con tutte queste squadre come il Misano, insomma è un orgoglio anche da parte vostra portare il nome del Morciano. Senz'altro, domenica abbiamo un altro banco di prova difficilissimo perché andiamo forse, dal mio parere, da una squadra una delle più forti del campionato, quindi diciamo che il calendario non ci agevola in questa fase perché noi siamo una squadra embrionale, ci stiamo costruendo adesso giorno per giorno, neanche settimana per settimana, perché stiamo recuperando adesso dei ragazzi che rientrano da ferie, lavori stagionali, attività al mare, quindi siamo proprio work in progress, diciamo, e trovarsi subito a affrontare una squadra rodata importante come il Ronco domenica sarà un'impresa ardua, ecco. L'anno scorso il gol al 98esimo, 99esimo contro il Nova Feltri, una partita che sembrava davvero persa, da lì c'è stata la vostra svolta. Quella probabilmente è stata la nostra svolta, sì, perché era, diciamo, la sfida prima contro seconda e diciamo, siamo riusciti a espugnare il campo di Nova Feltri addirittura 9 contro 11, quindi è stata un'impresa veramente che è lì che diciamo è stato il cambio di passo per la vittoria del campionato, diciamo si è deciso lì sostanzialmente. Guarda, adesso ti faccio vedere proprio un'altra avversaria che incontrerete in questo torneo, è la formazione che riguarda da vicino il nostro amico Aurelio, perché andiamo a vedere i Giamarina Torconca. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Giornata soleggiata inizialmente, ma c'era di tempeste e così sarà. Di fronte all'Igea Stadium si affrontano 2 belle realtà del calcio locale, 2 sorprese della scorsa stagione. I Torconchi in panchina conferma Filippo Vergoni che tanto bene fece lo scorso anno, in campo con il numero 10 da segnalare Lorenzo Picchi, classe 2000. Cambio tecnico per l'Igea Marina per la stagione 2018-2019, in panchina siede Andrea Gavagnin, ten arbitrale affidata a Khalid di Cesena, mentre tra gli assistenti spicca Saro Muratori della stessa sezione. Protezione al volto per i portiere di casa Piergiulio Berardi che gioca con una vistosa maschera nera. La gara vede dalle prime battute 2 squadre giocare a viso aperto. Qui Marchini appoggia il pallone tra le braccia di Ballanti. Proteste locali poco dopo per questo gol annullato a Mema su assist di Marchini, ma il fuorigioco c'è e come. Il Torconca risponde con una sponda fortunosa che favorisce l'inserimento di Ferrari, sfortunato il centrocampista in maglia numero 8 che non riesce proprio a segnare. Dopo un attimo di stand-by ci pensa Mina Capiglia a chiamare la deviazione in corner Barbanti. Padroni di casa ancora in avanti con Mema che serve dalla parte opposta a Bocchini che in corsa calcia le stelle. Segnatevi questo nome, classe 2000, Picchi, serie di finte, conclusione a giro, Berardi c'è. Dall'altra parte Mema deposita il pallone in bocca a Barbanti e quasi non ci crede, occasione sciupata. L'attaccante avrà però modo di rifarsi, finale di marca ospite con Franca che mette al centro e sotto misura Berardi si salva come può, lo stesso portiere trattiene un minuto più tardi il tentativo di Leardini. Ripresa con squadre ancora più sfrontate, in contropiede Baffioni serve Picchi che nella mira risulta impreciso, come del resto Leardini che vince un rimpallo ma non inquadra il bersaglio. Igea che ha il primo acuto quando Abbondanza sfonda al centro questo assist interessante che sia Mema che Brighi bucano clamorosamente. Reazione precoce del Torconca che recrimina questo rigore quando Leardini allarga per Picchi, cui traversone viene toccato con il braccio da Zanotti. Il tocco c'è ma l'arbitro sorvola. L'Igea recupera palla al centrocampo, Casadei con l'occhio di falco serve Mema, il cui tiro viene respinto da Barbanti sui piedi di Brighi che conclude incredibilmente a lato. Sembra una partita a questo punto dal segno X, ma Leardini accende la spina per la testa di Gambelli che mette alto. Ancora Leardini vince un contrasto, ma è decisivo l'intervento di Casadei che evita un gol fatto. Festival del tentativo e continuo con questa incursione neoentrato della Rosa che meriterebbe miglior sorte, ma la partita cambia prima della mezz'ora. Pirini lancia in profondità a Brighi che al momento del traversone scivola sul terreno di gioco riuscendo a mettere al centro un pallone toccato con il gomito da Vaccarini. Per il direttore di gara trattasi di rigore, il replay ci mostra il tocco del difensore. Dagli 11 metri Mema non tradisce l'appuntamento con il gol, dedicando la marcatura all'amore della sua vita. L'attaccante, servito da Brighi, vorrebbe ripeterci ma non riesce nell'intento, anche se l'ultima occasione capita agli ospiti. Imperatori viene anticipato ma la palla viene allargata a Renzoni che perde l'attimo decisivo concludendo malamente.
Si chiude qui una vincente partita con l'Igea che bagna i debutti in campionato con i 3 punti. La band di Vergoni invece siamo sicuri che se continuerà a giocare così bene troverà diversi treni che la porteranno verso la stazione più vicina chiamata Vittoria. Allora, qui scrivono un po' i tifosi del Torconca, però provo a cambiarlo questo messaggio perché la domanda la volevo rivolgere a te. Il rigore, dicono, era netto per il Torconca, stesso parametro di giudizio per quello dato all'Igea, e ci dicono che appunto l'arbitro non ha valutato la stessa situazione. Insomma, il rigore del Torconca c'era secondo te, sì o no? Guarda, se rivedete le immagini... Stefano, se mi dai una mano in sovraimpressione su quest'ultimo servizio. Frank Zanotti in scivolata con l'avversario a 1 metro. E tra l'altro aveva un movimento proprio naturale nella scivolata e oggettivamente come dire, secondo me si poteva dare e non dare. Questo è il rigore vostro? Il nostro rigore, se vedete bene, sul cross di Brighi, a parte che le distanze erano diverse, cioè parte da la distanza era nettamente superiore e quindi il difensore era in piedi e poi fa un movimento istintivo, anche se aveva le braccia relativamente vicine al corpo, di allargare. Allora, ovviamente io sono partigiano, nel senso che Aurelio, io ti dico la verità. Mi hanno dato il rigore a favore e me lo prendo, insomma. Per me erano rigori tutte e due. Questa è la mia valutazione. Sì, no, per l'amor di Dio, ci stava anche prenderlo, però ti ripeto, se rivedete quelle immagini, il movimento di Frank era assolutamente naturale. No, quello è normale. E poi, ripeto, la distanza era... Cioè, onestamente, se me l'avessero dato contro, è chiaro che ovviamente me lo subivo, però mi sarebbe dispiaciuto, mi sarei arrabbiato, sinceramente. Capisco i dirigenti e i giocatori della Marignanese e del Torconca che ovviamente ha voluto dire 3 punti sostanzialmente. Michele Morciano c'era rigore? Secondo me sì. Tutte e due? Sì. Michele Mercuri? Sì, mi sembra che si possono dare tutte e due. E qui arrivano dei messaggi per te, Michele: orgoglio di Cattolica, grande capitano, poi battute a parte, ti chiedono di mandare la foto delle ragazze che hai conquistato, non ti rileggo tutti i messaggi che sennò staremo qui per la notte. Mister, tutte e due rigore, valutazione 6 giornate prendevo. Va bene Stefano, rientriamo in studio perché grazie anche alla tua collaborazione, Stefano, andiamo a vedere proprio il prossimo turno. Qui ci sono delle sfide altrettanto interessanti, si gioca solo la seconda giornata di campionato, però intanto c'è un Pietracuta Cervia, Reno Stella, Ronco Edelweiss Morciano, questa è molto tosta, c'è Bernacci dall'altra parte. Tu domenica giochi, Michele? Sì. Dovresti rientrare? Sì, adesso fisicamente insomma sto bene, quindi domenica sì. Bene, ti do una bella notizia, lo marchi te Bernacci. Entriamo subito con un cliente molto facile, insomma. Russi Gambettola, San Pietro in Vincoli, Football Cava, San Pierani Giamarina. Anche questa è una trasferta difficile, caro Aurelio, non è facile. Un bel viaggettino. Torconca Fratta Terme, Tropical Coriano Civitella, mette curiosità appunto quello che mi dicevi tu prima, Aurelio, il Tropical Coriano voglio vederlo proprio dal vivo, ancora non ho avuto occasione. Vice Misano del Duca Ribelle, questo è il big match, in base a quello che mi avete detto, perché cari Aurelio, caro Michele, del Duca e Misano, due ottime squadre, anche Ronco del Wild saranno le 3 che forse si giocheranno fino alla fine, posto playoff e vittoria del campionato. Sulla carta direi proprio di sì, però ti ripeto, poi sulla carta, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. È vero, siamo anche all'inizio, questo bisogna dire. Dai giocatori, dai nomi sicuramente sì, poi dopo il campo chiaramente l'esito non è mai scontato perché molte volte i nomi altisonanti per la categoria non si traducono in prestazioni reali sul campo, quindi però oggi a bocce ferme chiaramente sono le squadre, forse le 3 favorite. Ebbene sì. Adesso, dopo aver analizzato la Serie D, l'Eccellenza, la promozione romagnola, che sono gli unici 2 tornei che si sono giocati nella giornata di ieri, intanto saluto anche, perché abbiamo fatto per un esperimento questa sera una diretta anche su Facebook, sulle nostre pagine, saluto Andrea Tiraferri, San Martino, i giocatori che era stato qui ospite, che ci hanno scritto, li ringrazio per i complimenti e vi saluto. Volevo un attimo ricordare agli amici della prima categoria che torneremo a parlare proprio di questo campionato con un servizio speciale nella prossima puntata, seconda puntata di Calcio di Rigore, dove faremo una presentazione dell'intero campionato. Invece, anche se non è ancora iniziato e sarà quello che inizierà più tardi, ovvero il 23 settembre, volevo presentarvi un attimo le ambizioni della squadra che seguiamo ormai da 4 anni, quindi ci spostiamo in promozione marchigiana, ovvero del Gabiccia. Andiamo a gustarci questo servizio.
Nella promozione marchigiana i Gabice riparte da zero con entusiasmo alle stelle. Salutati due perni come Giuseppe Buccola e Gianluca Mariani, il presidente Gianluca Marsili si è rimboccato le maniche affidando la direzione della squadra per la campagna di rafforzamento al DS Gabriele Maggi. Si è partiti con la scommessa in panchina Mirko Papini, che da queste parti ha assaggiato la categoria da giocatore, e alla domanda se fosse emozionato e preoccupato ha risposto quanto segue. Io quando giocavo a calcio, gli ultimi anni che ho fatto li ho giocati nelle Marche. Le Marche a me sono sempre piaciute, uno perché c'era intensità, c'era più fame, e poi sono stati sempre campionati molto tosti. Sono partito dopo che sono andato via a Riccione a Gradara, che io ho giocato nel Gradara, e poi andai a Montecchio, quindi conosco benissimo il campionato marchigiano e la differenza che c'è tra le Marche e la Romagna. È sicuramente un campionato molto stimolante per le squadre che prima hai detto tu, e sicuramente non partiremo sicuramente battuti da queste squadre, non ci faremo anzi intimorire, ci daranno sicuramente quel qualcosa in più, perché non avremo niente da perdere sicuramente con alcune squadre. Però è un campionato che mi piace molto, le Marche mi sono sempre piaciute, mi hanno sempre attratto, e ti dico, ci vengo volentieri e vorrei comunque sia far bene, insomma. Un gruppo di giovani unito al giusto mix di esperienza, pensando al portiere Celato, ma anche all'attaccante Vegliò. Salutato il gruppo storico composto da Rossi, Muratori e Palazzi, il Gabice vuole continuare a stupire. Non sarà facile considerando il campionato, visto che tra le compagini ci sarà anche l'Anconitana. I Dori si vantano addirittura 2 apparizioni nella massima serie del calcio nostrano, e l'anno scorso hanno vinto il campionato in prima categoria a suon di record. Altre compagini interessanti, sempre a livello di organico, saranno la Vigor Senigallia, il Mondolfo, l'Olimpia Marzocca, solo per citarne alcune. Invece ritorna dopo un anno in eccellenza in questo torneo l'Ilario Barbara Lorenzini. Intanto il Gabice Gradara si presenterà ufficialmente davanti al proprio pubblico giovedì sera, appuntamento in piazza, quando a rubare la scena ai giocatori della prima squadra ci sarà l'intero settore giovanile, che in fatto numerico è tra i più folti della zona. La soddisfazione del presidente Marsili c'è e si vede. E si usa la logica giusta. Logicamente bisogna stare con i piedi per terra, perché fare il presidente e gestire una società ed essere una società di calcio oggi non è semplice. Siamo fortunati e siamo fiduciosi, nel senso, ringrazio da una parte e spero nell'altra nel supporto degli sponsor che comunque ci hanno sempre seguito, e quindi quando hai un territorio fatto anche da industrie, artigiani o chiunque sia, insomma, che può dare una mano, logicamente poi anche noi facciamo tutto con un modo, diciamo, più sereno, e logicamente bisogna stare con i piedi per terra, perché poi dopo cascare dal terrazzo si fa presto e ci si fa male, e noi invece vogliamo garantire un futuro sereno a questa società e ai ragazzi che la frequentano. Ebbene, un presidente che ragiona così, abbiamo visto anche le ambizioni che ha il Gabice, quest'anno si ritroverà all'Ancona nel girone, però secondo me ci sono tutti gli ingredienti per far bene. Ma anche dalla loro parte c'è un'amministrazione che gli è molto vicina, per cui sia il tasso tecnico dell'allenatore, che ha un'esperienza un po' su tutti i fronti, anche nazionale sammarinese, e in più una società che cerca di fare il meglio possibile. Le economie ci sono, come ha detto il Presidente, e poi quest'anno gli hanno fatto anche un campo sintetico nuovo, per cui credo che l'amministrazione sia importante per ogni squadra, sia calcistica ma in qualsiasi altra situazione che viene legata allo sport. E giovedì proprio il Gabice Gradara Calcio, con la prima squadra insieme a tutto il settore giovanile, si presenterà davanti al proprio pubblico in piazza proprio a Gabice. Facciamo i complimenti alla società rossoblu, che avremo modo di seguire nel corso di questa stagione, aspettando poi ovviamente che inizi il campionato. Speriamo di avere già il presidente qui nei nostri studi ospite lunedì prossimo. Intanto l'avrete già letto su internet, sui nostri siti di riferimento come Alta Rimini e Romagna Sport, sta per nascere su VGA Telerimini una terza trasmissione che si occuperà dei settori giovanili. A livello calcistico stiamo parlando, che prende il nome di Fase di Crescita, un focus che sarà realizzato nella regione Emilia-Romagna, in parte delle Marche, faremo anche degli exploit, chiamiamoli così, in Abruzzo e in Molise, e ve lo presentiamo attraverso questo servizio. Romagna Sport primo dal 2001, la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online. Il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici. I primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti. I primi a pubblicare la carriera degli atleti. I primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo. I primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna.
Da giovedì 6 settembre a partire dalle ore 20:30 sulle nostre reti partirà la trasmissione Fase di Crescita, un format della durata di mezz'ora che percorrerà tutti i settori giovanili della zona con escursioni anche nelle Marche, in Abruzzo e Molise. Un viaggio ripreso dopo la partenza avvenuta 3 anni fa con la collega Veronica Lisotti che aveva portato alla composizione di ben 15 puntate dedicate ai tanti settori giovanili della zona emiliano-romagnola. Il nome Fase di Crescita nasce dal fatto di voler seguire la fase di sviluppo del bambino attraverso lo sport, partendo nel calcio dalla categoria piccoli amici fino ad arrivare alla formazione juniores. Interventi ai nostri microfoni delle figure professionali che compongono il settore giovanile di ogni club, tra i quali responsabili e tecnici, interventi di nutrizionisti, nella fattispecie di figure che lavorano nel Milan, e di amici psicologi e dottori che in alcuni casi risponderanno all'appello fornendo consigli utili in base alla crescita e allo sviluppo del ragazzo. Fattore mentale, fisico, ma soprattutto un viaggio che ci permetterà di toccare con mano i benefici dello sport e il divertimento che provano i bambini e i ragazzi nel calciare un pallone che nell'era odierna rimane ancora una volta il miglior amico nel mondo dei sogni. Non mancherà qualche sketch legato al luogo di appartenenza relativo alla società, qualche cenno storico inerente alla prima squadra, conclusione finale di ogni atleta nella lunga trafila iniziata per l'appunto da bambini, con un sogno che finalmente si concretizza. Storia, tradizione, consigli utili e calcio giocato, un appuntamento da non perdere ogni giovedì sera alle ore 20:30 su VGA Telerimini, canale 86, e replica sulla stessa emittente a venerdì sera alle ore 23:30, naturalmente con Fase di Crescita. Ebbene, avete sentito già l'appuntamento, giovedì sera si partirà alle ore 20:30 con il primo servizio inerente al settore giovanile che riguarderà la Vis Nova Felta Calcio. Siamo addirittura d'arrivo, rimanete con noi perché tra poco inizieremo a parlare di Serie C del Rimini Calcio, tantissimi temi in questa serata, ma prima salutiamo gli ospiti di questa sera. Ritroveremo nella seconda parte, lo ringraziamo nel frattempo, l'allenatore Massimo Zanini. Buonasera. Ringraziamo Aurelio Tosi, DS dell'Igia Marina. Buonasera a tutti. Ringraziamo Michele Tenti, difensore del Morzano. Buonasera. E ringraziamo infine Michele Mercuri, centrocampista e capitano della Giovane Cattolica. Grazie a voi, buonasera. Grazie a voi ragazzi, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Rimanete con noi, 5 minuti esatti e via a sportare. Grazie ancora. Questo programma è offerto da